C'è stato il duello ed è risultato vincitore Giovanni Manildo del Partito Democratico. Treviso Bene Comune era la coalizione che lo sosteneva e lo sceriffo, il sindaco Giancarlo Gentilini, ha perso. E gli è stata, secondo questa metafora un po' western che lo ha sempre caratterizzato, gli è stata strappata la stella. Questo è il fatto clamoroso, storico, che caratterizza i ballottaggi che ci sono stati in Veneto e di cui vi abbiamo dato i risultati in una maratona che è iniziata alle 15 e che va avanti adesso. Abbiamo Alessia Belloni, Indipendenza Veneta. Pochissimi giorni fa Indipendenza Veneta aveva annunciato il proprio sostegno per Giancarlo Gentilini. Allora, un commento. La nostra apertura era stata in uguale misura data sia a Manildo che a Gentilini, quindi a tutti e due i candidati che sono andati al ballottaggio, dichiarando appunto che il nostro sostegno andava a chi avrebbe fatto qualcosa di concreto per il percorso democratico e legale di indipendenza del Veneto. L'apertura c'è stata direttamente data da Luca Zaia in Regione Veneto e grazie al suo intervento molti consiglieri regionali appunto hanno appoggiato il progetto di legge 342 convocando un consiglio straordinario in Regione. Questo mi piace ricordarlo proprio perché è stata per noi la miglior conclusione che potevamo avere del nostro lavoro che abbiamo fatto su Treviso, perché abbiamo concretizzato, insomma abbiamo portato a frutto anche il nostro piccolo risultato in favore poi di tutti i veneti. Quindi è stata per noi un'ottima la possibilità di focalizzare ancora una volta il risultato elettorale in favore del percorso di indipendenza del Veneto. Quindi grazie a Gentilini c'è stato questo passaggio importante e grazie a Gentilini anche per i 20 anni di governo della città, non solo di Gentilini ma di tutta la Lega, perché a Treviso sicuramente sono state fatte tante cose positive negli ultimi 20 anni e quindi va ricordato e va dato il nostro ringraziamento per lui e per la sua squadra per quanto hanno fatto tutti questi anni. Intanto stia Alessia Belloni, un sindaco Indipendenza Veneta lo ha già perché Cristina Andretta a Vedelago, no? Sì, è stata una bella vittoria di squadra, quella di Vedelago, che è stata partita ancora da maggio dell'anno scorso, quindi un lavoro lungo, fatto appunto dai soci di Indipendenza Veneta sul territorio, che hanno collaborato con altre liste civiche. Proprio loro hanno lavorato per Vedelago, per le famiglie, per il benessere del comune, anche loro lavorando molto in logica del cambiamento, sovvertendo quindi delle logiche che si erano un po' instaurate nel paese. Quindi complimenti veramente a Vedelago e a tutti i ragazzi di Vedelago che hanno avuto una vittoria sorprendente. Indipendenza Veneta ha fatto quasi il 18% a Vedelago. E grazie alla vittoria di Vedelago, ma grazie anche a quello che è stato il nostro apparentamento con Gentilini, noi potremo festeggiare la nostra vittoria il 27 di giugno che sarà in Consiglio regionale del Veneto, e lo voglio ricordare appunto a tutti gli spettatori perché lì si terrà un altro momento di cambiamento importante, perché come è veloce il cambiamento e lo vediamo oggi, no? Con la vittoria in tantissimi comuni della sinistra, un altro momento importante per il Veneto di discussione sarà proprio il 27 di giugno con un consiglio straordinario per discutere se approvare o meno un progetto di legge che prevede l'attuazione, un referendum per i veneti, un referendum che chiede in maniera chiara a tutti i veneti se vogliono o meno l'instaurazione, la nascita di una nuova repubblica indipendente e sovrana che è il Veneto. Quindi in risposta a Caner che dice di volere una Lega radicata sul territorio, cioè che lavora per i propri cittadini, per il Veneto, io dico c'è anche Indipendenza Veneta che fa già questo e il risultato è chiaro, ma in risposta anche al presidente Muraro che parla ancora di una Lega federalista e autonomista,
dico Indipendenza Veneta vi ha già superato da un anno, perché da un anno solamente esiste Indipendenza Veneta e siamo arrivati a dei risultati eclatanti come questo di aver individuato il percorso di indipendenza per il Veneto. E su questo percorso, tra l'altro, anche in risposta a Canere che dice vogliamo un partito che sia per i Veneti e che sia che lavori per i Veneti, noi dico come Indipendenza Veneto su questo siamo riusciti ad aggregare tutti gli altri partiti, perché questo è un progetto sostenuto trasversalmente. Vogliamo anche l'appoggio forte del PD, che poi sta nel nome stesso, che è Partito Democratico, e quindi a maggior ragione un progetto che è quello di referendum e quello di sentire democraticamente tutti i cittadini veneti, credo che sia una vittoria per tutti i veneti in questo momento di crisi. Quindi rispetto a tutte a volte delle chiacchiere della filosofia politica, io dico sentiamo i veneti in questo momento di crisi e chiediamo a loro come vogliono svoltare veramente. Allora, politicamente io rispetterei il voto che hanno dato i cittadini di Vedelago a 4 liste civiche più un movimento politico. Non è cambiamento, è una situazione politica, ma non chiamiamolo cambiamento. Allora non è cambiamento nemmeno il PD a Treviso. No, perché nessuno dei due ha ancora iniziato a lavorare. Allora questi nuovi movimenti che vanno... è diverso. Un conto è vediamolo sui fatti. Io che ho capito lo valuto sui fatti, su delle persone che cambiano. Un conto è una vittoria meritatissima da sottolineare secondo una linea, diciamo così, di continuità. Un conto è una linea di rottura. Il cambiamento, quando c'è una rottura, oppure anche c'è una discontinuità, lì non c'è una discontinuità politica di fatto. C'è la Lega, ma guarda caso lei si inserisce in quel filone. Ma che c'è la Lega? No, aspetti, no, c'era la Lega e si inserisce in quel filone, diciamo, di partito del Popolo della Libertà, che sappiamo perfettamente. Lei con chi ha corso nel passato, con chi è stata? Con quale gruppo ha partecipato? Io lo so con chi è stato, col Popolo della Libertà, dai. Ma è impazzito? Ma no, sono impazzito. Ma lei è veramente impazzito? Io c'ero. Lei è impazzito? Io c'ero e ho collaborato, quindi stiamo buoni. No, perché veramente su una roba del genere potrei denunciarla, perché io non ho mai partecipato col PDL. Non lei, ma lei. Parlavo della sindrome di Vedelago. Abbia pazienza, lei non mi ha capito. Era iscritta come no? Che le sto dicendo io? È nella continuità rispetto a un passato. Questo vuol dire, ma lei manco la conosco, che dica di lei. So neanche che Cristina Andretta, si riferiva a Cristina Andretta. No, ma l'ho detto chiaro. E comunque cosa vuole denunciare? Ma stia ridendo. Lei prima di usare la parola denunciare stia molto attenta, impari a crescere. Cresco un po' politicamente, poi denunci, ma mi faccia ridere, dai, mi faccia ridere. Ma scherziamo, cosa vuole denunciare? Sì, ma stia attento a quello che dico. Allora l'ha fatto ridere una seconda volta. Allora, il secondo momento in cui riderà sarà il 27 giugno, appunto come le dicevo, che per la prima volta verrà discusso un progetto di legge che prevede un referendum consultivo per i veneti, e anche là, se vuole, rideremo e vedremo se quello sarà vero cambiamento, perché il vero cambiamento secondo me è sentire le persone cosa vogliono, e le persone che adesso qua ci sono imprenditori che si suicidano, professionisti che si suicidano, operai che non ce la fanno più, non c'è lavoro, cioè siamo in uno stato tremendo, e quindi credo... un'altra logica questa, e attiene un'altra logica politica. Questo è una realtà, questo non è. Qui sta ragionando di politica, non ragioniamo di società. Allora, a maggior ragione. Non so se è pronto il collegamento di nuovo con Lucio Zanato, non ancora. Allora sentiamo il presidente Muraro. Presidente Muraro, deve dire il Presidente Muraro. Il Presidente Muraro legge un po' di messaggi e vedo che non è cambiata la storia, perché c'è sempre qualcuno che vuole imputare responsabilità. Io credo che se noi non facciamo preziosa virtù di questo, di quel che è successo oggi a Treviso, sicuramente avremo delle grossissime difficoltà. Io auguro Indipendenza Veneta di fare il suo percorso e di riuscire finalmente ad andare a un referendum. I sondaggi parlano chiaro, però, che sulla partecipazione ci sarebbero molte difficoltà a raggiungere referendum Veneto, non Indipendenza Veneta. Referendum Veneto, sì, è già stato testato. Io non voglio, sarò il primo ad andare a votare, a sostenerlo, sarò il primo, ve l'ho detto, sarò il primo. Mi auguro, perché fino adesso i veneti non hanno mai sostenuto nessun percorso di autonomismo e di forte accentramento di poteri in una regione che ha oltre 5 milioni di abitanti, quasi 5 milioni di abitanti. Noi non siamo, purtroppo, la Sicilia ha una forza
impressionante di coagularsi insieme. Il Trentino Alto Adige, il Friuli fino a qualche anno fa, io mi auguro di sbagliarmi, sarò il primo a sostenerlo. La Lega era espressione di Io questo, sarò il primo a sostenere il referendum per il Veneto indipendente, sarò il primo a sostenerlo, sicuramente perché ci credo, sono autonomista e Paroni a casa nostra credo che sia ancora un messaggio forte. Entrando più nella quotidianità, vedo che sicuramente adesso, finita l'esperienza Gentilini e finita l'esperienza su Treviso, dobbiamo guardare al domani. Guardare al domani significa, io credo, di trovare anche una condizione di ragionamento che deve essere fatta tra altri soggetti politici che hanno delle strategie comuni. Per cercare di trovare una sintesi e avere la forza di sedersi a un tavolo e potersi confrontare. Perché l'edonismo in questo momento, dal mio punto di vista, non è più funzionale a questa che è l'economia. Allora noi dobbiamo cercare di fare squadra per salvaguardare quelli che dicevi tu prima, Alessia, i 67 a 68 morti che si sono uccisi perché non avevano lavoro o magari si sono uccisi perché lo Stato non gli aveva pagato le commesse che avevano lavorato per lo Stato, oppure da parte di concordati fallimentari che raggiungono il 20%, cioè io avanzo 100.000 euro da una persona e vado in tribunale e mi dicono il 20%, fatti dare il 20% e mettiamo una pietra sopra. Queste sono le condizioni che stanno distruggendo il nostro Veneto, un laboratorio di innovazione, di design, di creatività e di lavoro. Queste sono le cose che dobbiamo cercare insieme di dare una risposta, ma in maniera trasversale, perché a me il mio sogno sarebbe quello di avere una realtà indipendentista o autonomista dove, trovando le giuste quadre, dove ci sia la composizione anche nella parte della sinistra che però lavora per il Veneto, dopo gestiamo il Veneto in maniera diversa all'interno del Veneto, ma prima portiamo a casa quello che è la nostra forza, la nostra economia, per il mantenimento, non per l'egoismo nostro, per il mantenimento della nostra economia, perché se noi il lavoro lo stiamo perdendo è perché non possiamo più sostenere gli imprenditori. E se noi facciamo la logistica al servizio dell'imprenditore, noi siamo destinati a essere sempre vacche che vengono munte totalmente dal latte, che mangiano gli altri, noi continuiamo a non dare sostegno alla nostra economia. Stiamo insieme, portiamo a casa dei risultati per il Veneto, dopo ognuno nella sua parte politica cercherà in pratica, poche parole, portiamo a casa la torta, dopo decidiamo come fare le fette. Chiarissimo.